Eccoci amici di Verde a Nord-Est, siamo nello splendido comprensorio del Monte Bondone, incontro Sergio, Matteo e Mario. Allora, Mario è il direttore, io prendo il microfono, mi sposto verso Mario. Allora, Mario, comprensorio, quante piste sono? Sono 4 impianti che servono 8 piste. 8 8 piste. piste, di cui abbiamo qua sotto la gran pista, la pista più lunga, con una lunghezza di 4.000 metri. Dall'altra parte abbiamo le piste più facili, questa qui dove siamo adesso è la pista rossa, in cima alla montagna, siamo qui a 2.100 metri. Allora, che tipo di comprensorio è questo? Adatto a chi? È un comprensorio adatto alle famiglie e ai bambini soprattutto, però non mancano neanche piste tecniche per gli allenamenti e lo snow park per le evoluzioni del freestyle e degli snowboarder. Allora, voi della scuola di sci del Monte Bondone, quanti maestri siete? Noi siamo 15 maestri della scuola, specializzati in tutte le discipline. Possiamo offrire maestri specializzati in freestyle, snowboard, in attività agonistica, e corsi collettivi per bambini. Allora, Matteo, tu sei uno dei più giovani, l'attività com'è strutturata? La didattica è cambiata nel corso degli anni, quindi oggi davvero l'approccio è più semplice Ma per tutti. indubbiamente la didattica si è evoluta nel corso degli anni, adesso si presta anche maggiore attenzione alle esigenze dei bambini, specialmente dei più piccolini, dedicandogli dei corsi appunto per i bimbi che ancora non hanno magari 5 anni di età, e poi si va a sviluppare tutta la didattica e la tecnica fino ad arrivare ai corsi di cui si occupa Sergio, che sono quelli dell'avviamento all'agonismo e dell'agonismo in sé. Allora, quando arriva qui qualcuno che proprio non ha nessun rudimento dello sci, come comincia? Come impostate una lezione? Noi cominciamo con degli esercizi che vengono fatti anche semplicemente con gli scarponi ai piedi, poi iniziando a mettere prima uno sci, poi tutti e due, e iniziando gli scivolamenti e gli esercizi base della didattica nel campo primi passi. Allora, Sergio è quello che si occupa dell'agonismo e lo vediamo già dal caschetto che Sergio, mi dicevi prima mentre salivamo, è buona regola indossare perché è un accessorio che garantisce sicurezza. Buongiorno a tutti, ben arrivati nella nostra montagna. Senz'altro il casco lo consiglio a tutti, è obbligatorio fino a 14 anni, però è importantissimo portarlo sia per una sicurezza che nel caso che ti investono, ma anche per una caduta banale. Cioè, fanno dei caschi oggi molto leggeri, molto semplici da portare, non sono fastidiosi, vanno bene per il freddo, ma più che altro per ripararsi poi Allora, dagli impatti. lo diceva anche il nostro amico Luigi, al noleggio fa anche moda, ci fa Sì, sembrare forse più atleti di quello che siamo. sì, poi fanno vari design dove è anche bello portare un casco con vari disegni. Poi per quello che riguarda invece tutta la parte agonistica è obbligatorio anche nell'adulto, e per entrare in un tracciato che è chiuso e esattamente per allenarsi è importante, è obbligatorio averlo per tutti quanti. Allora Sergio, parlavamo anche di sicurezza sulle piste, ahimè purtroppo leggiamo sempre d'inverno incidente sulle piste, generalmente, correggimi, causato dalla velocità eccessiva, magari dalla non ottimale padronanza degli sci da parte di chi li sta conducendo. Vogliamo dare, al di là delle regole che tutti dovrebbero conoscere, proprio una linea da tenere, cioè è bello davvero lasciarsi portare, correre l'ebbrezza della velocità, però la velocità bisogna domarla, soprattutto non bisogna far Sì, male agli altri. diciamo che la velocità, io che arrivo da un mondo di 30 anni fa, è data un po' dalle piste molto spianate, livellate, perciò anche chi non è a un livello adatto per controllare lo sci si lascia andare. Poi ci sono delle regole, c'è il decalogo dello sciatore che è a portata di tutti gli impianti di salita, uno se lo legge e dovrebbe sempre moderare la velocità in base alle proprie capacità tecniche, curvando. C'è che però chi spara dritto e qui Allora, bisogna cercare di... ricordiamo anche una regola che io ritengo fondamentale, quella delle precedenze. La precedenza, lo sciatore ha
Diciamo che la precedenza, lo sciatore che arriva da dietro deve sempre osservare quello che sta davanti. Perciò uno che arriva da dietro deve sempre essere in grado di capire se quello che sta davanti va a destra o va a sinistra o si ferma. Cioè, mantenere una distanza di sicurezza idonea alla propria frenata. Allora Sergio, abbiamo fatto un quadro completo di quelle che devono essere le norme di sicurezza, però adesso direi basta con le parole e portateci, Sergio, Matteo e Mario, portateci alla scoperta di queste piste. Andiamo!